giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta in questo giovedì, tanti temi, ripartiremo dal maltempo perché purtroppo ci sono stati altri fenomeni nella serata di ieri, in particolare nella bassa padovana e sui colli euganei, ancora grandinate, ma poi andremo anche a sentire tutta una serie di collegamenti servizi per quello che riguarda le conseguenze purtroppo di questa ondata di maltempo. Oggi parleremo anche, come sempre, affronteremo temi di cronaca, furti in particolare, ci collegheremo tra non molto con Mestre, e anche di animali più tardi dal Padovano in questa estate in cui naturalmente l'appello contro gli abbandoni degli animali si ripete. Allora andiamo innanzitutto a vedere l'home page del Corriere del Veneto, diamo un'occhiata ai quotidiani per vedere su cosa puntano in questa giornata. Siamo sull'home page, dicevamo, del Corriere del Veneto, che parte dalla terribile vicenda di Verona, l'omicidio-suicidio dei fratelli Baltieri, con la terribile verità, titola il sito del Corriere, che sta emergendo. Patrizio avrebbe premeditato il delitto del fratello, sappiamo una vicenda terribile, una famiglia con questi 3 figli, uno morto di malattia qualche anno fa e adesso questa terribile tragedia che si è abbattuta. Grandine il fai da te per salvare le auto. Ieri parlavamo di chi cerca riparo magari nei parcheggi sotterranei aperti, tipo quelli dei supermercati, e poi c'è chi addirittura è andato a caccia di kit antigrandine. Tra poco ci collegheremo con il nostro Christian Arboit per parlare di questo. E poi c'è il fai da te per salvare le auto, piumoni sul parabrezza, parcheggio sotto i cavalcavia. Purtroppo le si sta pensando tutte, naturalmente, per evitare le conseguenze terribili delle grandinate eccezionali di questi giorni, che in questo momento stanno dando una tregua e speriamo che prosegua, visto che le temperature si sono anche abbassate. Eccolo qua il kit antigrandine per l'auto che va a ruba, in un solo negozio già 300 prenotazioni, uno scudo per le follie del meteo. Si tratta di fatto di un telo che però è andato ormai esaurito sugli scaffali dei negozi specializzati. C'è il bilancio dell'incidentalità stradale con i dati Istat che sono a tinte fosche per il Veneto. Si muore più su strade extraurbane e cittadine che in autostrada. Morti e feriti sono purtroppo in aumento. Nel 2022 321 vittime venete, 1 su 10 è un pedone. E questo purtroppo, lo sappiamo, è anche causa della disattenzione e dell'imprudenza di chi viaggia ad alta velocità o utilizzando purtroppo lo smartphone al volante. Sugli incidenti il Corriere intervista un urbanista, un esperto. In Svizzera e Francia tolgono i semafori, la strada torni di tutti. Un suggerimento per invertire questa tendenza: in città e nei paesi automobilisti, ciclisti e pedoni devono usufruire della stessa via alla pari, ovviamente a velocità ridotta. I sindaci agiscano con fermezza. Sappiamo che ci sono sindaci che stanno abbassando i limiti di velocità nei centri urbani anche di città molto note, a 30, a 20 addirittura orari, tutto per cercare di limitare questa situazione. Su Treviso c'è un focus sul caso, il primo caso veneto di applicazione del suicidio assistito, con una donna di 78 anni dell'Interland trevigiano a cui l'azienda sanitaria ha fornito anche farmaci e mezzi e strumenti per autosomministrarsi questa sostanza che ha posto fine alla sua vita. Suicidio assistito, le carte della morte di Gloria in procura, il capo dei PM, l'iter sembra regolare, quindi si è appurato anche dal punto di vista giuridico. Allora torniamo in studio, in regia ringrazio Alberto Piovesano e Fabio Falliero. Andiamo a vedere allora la supercella che si è creata ed è stata immortalata ieri sera appunto in Bassa Padovana e in particolare nella zona dei Colli, con nuove grandinate che si sono abbattute sul territorio, anche questa volta a macchia di leopardo. Nel servizio le immagini girate da un appassionato di meteo della zona, Luca Tecchiato. Vediamo. Stiamo assistendo a una spettacolare super sui Colli Ugani
Guardate che imponenza hanno le nubi, quel bianco che vedete è tutta grandine, pazzesco, veramente ha una cosa da pianure americane, cioè in Italia è difficile vedere fenomeni così che ultimamente si ripetono sempre più spesso. Sono le 20:52 di mercoledì 26 luglio. A commentare queste immagini spettacolari girate da lui stesso nelle campagne di Ospedaletto Ugano in direzione est e Monselice è Luca Tecchiato, agente di commercio con una passione per il meteo. Una supercella che ormai non è più l'eccezione sul Veneto e che nella serata di ieri ha portato grandine tra Teolo, Abano, Pozzonove e Monselice, dove è stato sospeso un concerto programmato nella Cava delle More. Veramente eccezionale, qui siamo in direzione di est, vediamo quel muro di grandine e acqua, spettacolare. Con la grandinata di ieri salgono a 5 quelle piombate nel Padovano in 7 giorni. Una settimana fa la zona più colpita è stata l'Alta Padovana, dove dopo la grandinata di mercoledì 19 il vento ha aggiunto danni ai danni con la bufera del primo pomeriggio di sabato 22. Fenomeni simili non sono nuovi per la provincia di Padova, la novità è la frequenza con cui sempre più spesso si abbattono. Eccoci allora a parlare di maltempo. Vedo collegato in diretta il nostro collega Christian Arboit dalla BEPS di Montebelluna, che è un negozio specializzato proprio in ricambi per auto e moto. Con lui il responsabile di reparto Laura Cebin. Buongiorno Christian, buongiorno alla tua ospite. Allora parliamo di questi kit antigrandine. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che si trova con me, che sta curando la parte tecnica. Mi trovo, lo dicevi bene, alla BEPS di Montebelluna, uno dei negozi punti di riferimento per i ricambi auto, per gli accessori, ed è ovviamente caccia a questi kit antigrandine, sostanzialmente a questi teloni piumati che dovrebbero proteggere le auto dal maltempo, dalle grandinate record che stiamo registrando in questi giorni e che tanti danni stanno provocando, tanti danni, tanta rabbia, tanta disperazione in alcuni casi, perché parliamo di danni di diverse centinaia di euro se non migliaia. A Laura Cebin, responsabile di reparto, com'è la situazione? Immagino che siano giorni complicati anche per voi. Parecchio, sì, abbiamo tantissimo afflusso di gente e quasi da difficoltà da starci dietro appunto alle persone. Riusciamo nella maggior parte ad accontentare la richiesta delle persone, alcune volte dobbiamo far attenderli anche una decina, quindicina di giorni, però nella maggior parte dei casi riusciamo tranquillamente ad accontentare quello che è la richiesta del cliente. Ecco, questo scaffale di fatto è stato rimpinguato nelle scorse ore perché era vuoto. Sì, è vero, ieri sera è arrivato per fortuna un camion, chiamiamolo così, un camioncino appunto pieno di questi teli antigrandine e già questa mattina si è decimata la quantità. Siamo riusciti a riempirlo giusto con taglie abbastanza strane, nel senso quindi non le macchine più diffuse, però la maggior parte delle volte, ripeto, riusciamo tranquillamente ad accontentare quello che è la richiesta del cliente. Perché ovviamente ogni macchina ha la sua taglia sostanzialmente, sì, questo va detto. Ogni macchina ha la sua misura e il prezzo rimane sempre lo stesso appunto per ogni taglia, però va in base alla tipologia di auto, che sia berlina, che sia familiare, che sia SUV, ogni macchina ha la sua misurazione. Di quanti soldi stiamo parlando? Di una fascia di prezzo che va dai 150 ai 200. E che protegge da che cosa in particolare? Allora, praticamente abbiamo questo materassino che va nella parte alta dell'auto, che prende dal cofano fino al portellone posteriore, è uno spessore di 4 mm, è un materassino, loro lo chiamano foamy, quindi una specie di schiuma, ok? E garantiscono una protezione di un chicco da 2 cm a 70 km/h. Questo è lo spessore appunto che loro danno. Ecco, sono chicchi di piccole e medie dimensioni, quindi contro le grandinate che abbiamo visto in questi giorni attutiscono il colpo ma non eliminano del tutto il rischio. Non eliminano il danno, riescono ad ammortizzare quello che è l'urto, okay, sul vetro, sulla carrozzeria, magari la piccola bozzetta la fa lo stesso, però magari evitiamo di distruggere completamente il vetro, quindi lunotto posteriore e anteriore. Però se vengono giù appunto chicchi molto molto grossi, che come si sono visti nei video di internet e in quant'altro, riusciamo insomma a
non creare un danno ulteriore a quello che è la carrozzeria dell'auto. Ecco, perché lo vedete qua, Nicoletta, non so se possiamo inquadrare, parliamo di questo spessore. Sì, questo è proprio questo materassino, chiamiamolo foamy, sempre memory foam, quindi molto molto spesso, molto molto grosso, appunto questi 4 mm che garantiscono questa copertura. Ecco, e poi ci sono anche altri prodotti che vanno a ruba, quelli che insomma aiutano a mettere a posto la carrozzeria. Allora, ci sono dei prodotti che aiutano a sollevare quelle che sono delle botticine, delle botte sulla carrozzeria, e alcuni prodotti che riescono a aggiustare quelli che possono essere dei piccoli danni sui vetri, però si parla di piccoli, quindi non dei danni molto molto grossi, si parla anche di 10 cm, non riusciamo ad avere dei prodotti che riescono ad aiutare questa riparazione. Là bisogna andare per forza da un carrozziere in questo caso. Ed è un altro aspetto che vi stiamo raccontando da giorni. Queste quindi le ripercussioni, la corsa proseguirà sicuramente anche nei prossimi giorni, poi c'è questo effetto, c'è anche la paura che gli eventi si ripetano. Grazie Laura Cebin, responsabile di reparto di BEPS qui a Montebelluna. Lina, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea e noi ci portiamo verso Conbertaldo di Vidor, perché il racconto di questi danni prosegue. A te la linea. Grazie mille Cristian, grazie a Nicoletta, grazie alla tua ospite. Sì, prosegue purtroppo perché emergono di continuo storie rispetto a quello che è successo, aziende che non riescono a rialzarsi, serre, coltivazioni agricole devastate. Davvero purtroppo sono state settimane terribili. E a Rovigo la scorsa notte il maltempo ha imperversato, lo vediamo nelle immagini fornite dai vigili del fuoco, questo video che racconta dei più di 50 interventi effettuati proprio dagli uomini del 115 in provincia di Rovigo dalla serata di ieri per alberi abbattuti, insegne divelte, pali pericolanti causati da un violento temporale che ha colpito l'area. Squadre dei vigili del fuoco di Rovigo, del distaccamento di Adria col supporto di quelle di Cavarzere nel Veneziano e di Vicenza sono ancora impegnate per ripristinare la sicurezza nell'area. Nessuna persona per fortuna è rimasta coinvolta, sul posto anche mezzi della protezione civile coordinati dalla sala operativa. Quindi davvero non c'è tregua e sono molte, le avete sentito, le zone del Veneto che continuano a essere colpite dal maltempo. Andiamo nel Bellunese con le drammatiche immagini della frana che si è staccata nel canale tra Fulmini e Cima Popera. Siamo nel territorio di Comelico Superiore e nel Vallon Popera. I gestori del rifugio Berti, Rita Zandonella e Bruno Martini, 2 giorni fa hanno temuto il peggio per la centralina che fornisce energia per il rifugio e l'acquedotto, che è stata miracolosamente lambita dalla colata. Ed è la seconda volta dall'inizio dell'estate. Il furioso temporale accompagnato da grandine ha caratterizzato una mattinata da incubo. Nessun pericolo per il rifugio che si trova su un promontorio a un centinaio di metri dalla colata che ha scavato un canale. Oggi la speranza di Rita e Bruno è che il materiale si consolidi e che possa ripartire la stagione. A decine le telefonate di vicinanza e solidarietà ai 2 storici gestori del Berti, che è di proprietà del CAI di Padova. Per cui immagini anche in questo caso impressionanti di quelli che sono le conseguenze purtroppo delle piogge, delle perturbazioni, dei violenti fenomeni meteorologici di questi giorni che hanno colpito, lo sappiamo, violentemente anche la montagna, e le conseguenze poi non si vedono solo nell'immediato ma anche nei giorni seguenti, e lo stiamo vedendo proprio da queste immagini. E poi c'è la nostra protezione civile del Veneto che, dopo essersi ampiamente spesa sul territorio con i fenomeni di questi giorni, sta dando una mano anche in altri scenari. Un contingente di volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo del Veneto, insieme a 2 direttori delle operazioni di spegnimento e un funzionario della Regione, oltre a 2 operatori di Veneto Agricoltura, sono in Puglia in queste ore su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a portare supporto nella lotta agli incendi boschivi. Ricordo a tutti, ci dice l'assessore regionale alla Protezione
protezione civile Bottacin che in Veneto ci sono circa 1000 volontari della protezione civile specializzati nell'antincendio boschivo pronti a intervenire in tutto il territorio del Veneto. Ciò non toglie che facendo noi parte del sistema nazionale della protezione civile, spiega, possiamo essere chiamati a operare anche fuori regione, ovviamente mai lasciando sguarnito il territorio. E dall'assessore Bottacin arriva il ringraziamento a questi volontari della protezione civile che sono in Puglia ora ad affrontare, lo abbiamo visto nel Sud Italia, quello che sta succedendo, scenari davvero molto pericolosi e devastanti. Allora, il nostro Christian Arboit diceva che si sta per spostare nella zona di Colbertaldo, di Vidor. Sappiamo che le colline sono state duramente colpite, l'altra notte è toccato al Coneglianese e allora al confine tra Conegliano e Vittorio Veneto la nostra Daniela Sizia ha raccolto lo sfogo degli imprenditori che hanno avuto le aziende crivellate di fatto dalla grandine caduta consistentemente l'altra notte e hanno dovuto anche parzialmente sospendere le attività. Il problema è che attualmente siamo col capannone completamente scoperto, quindi inagibile, abbiamo gli uffici allagati, è un disastro, non sappiamo da che parte prendere, da che parte cominciare. Dopo giorni di tempesta a prevalere ora la disperazione, gli imprenditori della zona di San Giacomo nel comune di Conegliano sono in ginocchio, attività sospese, locali pieni di acqua, macchine danneggiate, tetti bucati. Io ho quasi 70 anni e una situazione di questo genere non l'ho mai vista. Noi abbiamo danni per oltre 100.000 euro. In questa azienda ci sono i mezzi letteralmente bombardati dalla grandine, dal tetto, l'acqua continua ad entrare con il rischio di un crollo. Accanto la situazione non cambia, i segni sono visibili. I dipendenti assieme all'imprenditore hanno cercato di mettere in sicurezza quello che potevano per notti intere. Sono 3 notti che noi stiamo veramente vivendo con ansia questi momenti e alla notte, ieri notte eravamo qua alle 10:30 fino alle 2 di questa notte, pioveva acqua dappertutto e noi siamo pieni di macchinari elettronici, punzonatrici, pressepieghe, cesoie, tutto gestito naturalmente da computer e da sistemi di software e chiaramente la ripresa è difficile, molto difficile. Poco lontano, altra azienda storica, sembra una guerra, questa ci racconta il presidente. Sì, ci siamo svegliati la mattina con una situazione incredibile. In pratica gli stabilimenti sono inagibili, non sappiamo per quanto tempo avremo bisogno per rimettere in funzione gli impianti. In queste ore stanno cercando di eliminare tutta l'acqua entrata ovunque. E soprattutto chiudere tutti quanti i fori che abbiamo sul tetto, che sono dovuti alla completa rottura di tutti i cupolini per l'illuminazione. Sono circa 2.200 metri quadrati di cupolini che non esistono più. Lei ha fatto una stima dei danni? Ma è difficile in questo momento fare la stima perché non sappiamo anche tutti gli impianti elettrici in che situazione sono, però sicuramente sopra il 1 milione. Situazione fotocopia di quasi tutte le aziende colpite drasticamente dalla grandine. Non c'è ancora nessuna data per una possibile ripartenza delle attività, anche perché Abbiamo chiamato anche imprese per cercare di risanare i tetti, sono chiamati da 1000 altre aziende del posto e quindi non hanno più materiale, non hanno personale neanche per intervenire. È un dramma che io non so come andremo a risolvere. E abbiamo sentito sulla situazione anche il sindaco Fabio Chies, perché davvero è drammatico e sappiamo che ci sono molte aziende che stanno già ricorrendo alla cassa integrazione. Da Conegliano a Vittorio Veneto la tempesta non ha risparmiato nessuno e niente. Girando fra le strade troviamo alberi squarciati, tetti devastati, impianti fotovoltaici distrutti. Famiglie che hanno risparmiato ogni centesimo per posizionare i pannelli solari. In un attimo tutto è andato rovinato. Una situazione drammatica, ci spiega il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Da un lato i privati che si ritrovano con moltissimi danni, magari non tutti assicurati, dall'altra parte le imprese che magari sono assicurate però devono bloccare l'attività, per loro
penso che gli pianga il cuore vedere i dipendenti che invece di lavorare alle loro macchine si trovano a dover scopare acqua fuori, a dover mettere in ordine, però questo dimostra anche la grande laboriosità di noi veneti, ci si trova veramente a rimboccarsi le maniche, a lavorare tutti, viene la pelle d'oca a vedere quanta buona volontà ci si mette, ma insisteremo per chiedere la calamità naturale non solo per le aziende ma anche per i privati. Cittadini disperati che in queste ore stanno cercando di sistemare al meglio tetti e balconi delle proprie abitazioni, le auto danneggiate non si contano, finestrini e parabrezza completamente esplosi. Sì, assolutamente, tra l'altro abbiamo chiesto a Savno di essere più veloce negli interventi perché non si può aspettare così tanto tempo, dobbiamo essere sul pezzo, dobbiamo riuscire a dare una mano a questi imprenditori e anche ai singoli cittadini, perché ieri sera ci siamo ritrovati alle 2 a spalare acqua dagli scantinati con la protezione civile, ma veramente le emergenze sono tante, mi auguro che venga decretata la calamità naturale perché i danni sono tantissimi e ripeto, sono diverse perché mentre il privato magari non è assicurato e ci rimette, però abbiamo bisogno di aiutarlo, per le imprese è un altro discorso, le imprese possono essere assicurate ma gli piange il cuore che queste imprese non è che devono stare qua a pulire, devono lavorare e loro sono i primi a piangere su questa cosa qua perché non è accettabile. Un territorio ferito più volte, siamo abituati a rialzarci e continuare a lavorare, spiega il primo cittadino, ma in questo momento non vediamo la luce in fondo al tunnel. E tra i territori più colpiti dalla grandine nella Marca Trevigiana c'è vicino a Conegliano Godega di Sant'Urbano, con le frazioni di Bibano e Pianzano particolarmente messe alla prova dalla grandine. Vediamo. Mio marito che filmava e io ho acceso la candela veramente lì in preghiera, e la mattina del martedì anche i bambini hanno sentito il frastuono. Ieri sera c'era il vento, infatti si sente che il clima non è ancora cambiato. Nuvole minacciose all'orizzonte di nuovo a Godega di Sant'Urbano, paese dove le forti grandinate hanno colpito con furia. Sulle strade ancora foglie e rami rotti dalla forza del vento, tanti i danni a case, tetti e auto. Nella grandinata di lunedì notte abbiamo avuto diversi danni al tetto con diversi coppi rotti e per la mancanza di guaina tra l'altro di questa abitazione abbiamo avuto di conseguenza anche diverse infiltrazioni d'acqua in casa. Scenari tutti simili ma tutti diversi, dietro ogni tegola rotta, ogni albero caduto, un pezzo di qualcosa di proprio che è stato spazzato via in pochi minuti. La sensazione è abbastanza di impotenza ovviamente perché di fronte alla furia degli elementi insomma ti senti un po' inerme. La cosa drammatica è che questo evento non è un evento isolato perché 4 anni fa era successo esattamente la stessa cosa. Sì, quindi si vedono anche nella vasca dei fotovoltaici dei danni che risalevano a 4 anni fa. Danni non solo estetici ma anche funzionali. Gli impianti fotovoltaici delle case colpite dalla grandine non sono infatti in grado di produrre energia. Un paradosso, dicono i residenti, che pannelli e cappotti siano entrambi sistemi che rientrano nel regime della sostenibilità, ma siano più sensibili a questi fenomeni sempre più frequenti. E la grandine ha bersagliato anche la chiesa di Bibano, nessuna vetrata è stata risparmiata. Paura tra i cittadini. Una mia concittadina, una giovane mamma con il bambino piccolo che insomma era andata un po' in difficoltà, in panico, no? E quindi abbiamo cercato di essere vicino a lei insieme alla protezione civile e insieme ai vigili del fuoco. È stato fatto un ottimo lavoro di squadra per mettere in sicurezza la sua casa. Grandine che ha ferito anche persone, emblematico il caso di un signore a cui sono stati dati 12 punti alla testa dopo che un chicco di grandine l'ha colpito. Sono nuovamente preoccupata, speriamo dopo 2 serate molto difficili di non avere ulteriori problemi. Queste nubi sono un po' inquietanti, devo dire, quindi speriamo non ci siano altri momenti difficili per il mio comune, spero proprio di no. È l'augurio che si fanno tutti naturalmente in questo momento appunto di tregua. Poi c'è l'appello del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Nei giorni scorsi la forza del vento aveva fatto crollare, lo ricorderete, un'impalcatura a Palazzo Ducale. A rischio c'è tutta l'area marciana, dice, compresa la Basilica. I fenomeni meteo di maltempo di questi giorni, compreso il crollo di un'impalcatura a Palazzo Ducale qualche giorno fa, sono la conferma di come i lavori per la messa in sicurezza di Piazza San Marco a Venezio siano una priorità ormai non più procrastinabile. Ne è convinto più che mai il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, che dice: drammatica per avere immediatamente doversi adeguare
a quello che non eravamo abituati. D'estate c'è sempre stato tanto caldo, ma il caldo di quest'anno diventa drammatico. Però insieme alla forte spinta di questo ci troviamo a grandi elementi di avere delle situazioni drammatiche. Vediamo quanti danni ci sono. Bisogna intervenire urgentemente anche per la Basilica di San Marco. Cercare di comprendere meglio come ha iniziato la Basilica di San Marco e come si può fare di più a sapere che ci sono delle cose comprensibili che devono essere realizzate. Tra l'altro però per noi le cose più importanti è avere la possibilità di riuscire a far sì che la visione nei confronti di San Marco, che ci vede sempre attenti ma anche lontani da riuscire a dire che la Basilica di San Marco è tutto a posto. Noi su San Marco stiamo lavorando tanto, però nella realtà le cose che dobbiamo fare dentro la Basilica sono tante di più di quelle che abbiamo iniziato a fare. Servono però risorse. Dovremmo spendere più di 50 milioni, che non è un scherzo, e dovremmo fare tante cose perché la Basilica va messa in linea con i percorsi di prima, ma anche con i percorsi di domani. Ecco. Dobbiamo dire che l'impianto di illuminazione a cui stiamo lavorando dovrebbe essere già messa a regime e siamo ancora da iniziare di farlo, voglio dire. No? E allora tutte queste situazioni che il maltempo nuovo crea problematiche anche all'interno della Basilica, dappertutto, voglio dire. Quando le acque arrivano con queste spinte. Questo dunque è l'allarme che arriva da San Marco. Allora, una notizia prima di collegarci da Mestre, perché c'è un gruppo di giovani veneti da Conto Lanza, giovani turisti di età compresa tra i 17 e i 18 anni, che ha denunciato di essere stato aggredito e derubato questa mattina alle 5 a Gallipoli, siamo in Puglia, Costa Ionica, da un gruppo di turisti coetanei. I veneti, che hanno sporto denuncia al commissariato locale di polizia con i propri genitori, ritengono che gli aggressori fossero dei romani. 2 ragazzi veneti sono finiti in ospedale con traumi al setto nasale, le ferite sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, questi ragazzi erano usciti da una discoteca, si trovavano all'altezza di Lodo San Giovanni quando si sono imbattuti nel gruppo di turisti romani. Da sguardi e frasi provocatorie sarebbe poi scaturita l'aggressione, durante la quale i turisti veneti sarebbero stati presi a pugni e derubati del denaro e di una collana. Gli agenti stanno ora cercando di risalire agli aggressori attraverso le immagini di videosorveglianza. Davvero un fatto incredibile. Cercheremo di capire da quali provincia provenissero questi giovani turisti. Adesso noi andiamo a Mestre. Vedo già collegato in diretta il nostro Filippo Fois con Paolo Favaretto, che è titolare della carrozzeria moderna, che davvero non ha pace. A te la linea, Filippo. Eccoti. Sì, buongiorno da Mestre, sono in compagnia di Paolo Favaretto, che è il titolare della carrozzeria moderna, la quale vanta un poco invidiabile record perché è al 34esimo furto, Favaretto. Sì, 34esimo furto, è una settimana praticamente dal 20 che viene tutte le sere. Sto tizio l'abbiamo filmato ieri sera, assieme con la polizia è stato catturato, è stato portato in questura, però alle 21:15 circa il PM di turno l'ha liberato. Quindi per noi, oltre al furto, c'è anche la beffa. Non trovo giusto questo, perché penso che nessuno voglia che entrino in casa sua e gli portino via la roba, perché la settimana scorsa ha portato via i computer di diagnosi delle auto, che dopo i carabinieri ne hanno trovato uno, e una bici che l'hanno ritrovata. Non lo troviamo giusto, è una corsa, la polizia corre come una pazza. Anche ieri sera di corsa è venuta 4-5 volte, ieri durante il giorno, però dopo la fine il PM lo libera. Non capisco questa legge che mi dicono che è la legge Cartabia, cosa tuteli noi cittadini.
Ecco perché tra l'altro lei dopo 30 furti pensava probabilmente di averle già viste tutte, invece avere addirittura lo stesso ladro che dorme lì vicino, lì dietro questa staccionata dove c'è la linea ferroviaria, che torna tutti i giorni, questo veramente non se lo sarebbe mai aspettato. Sì, non me l'avrei mai aspettato, anche perché sono sicuro che stasera torna di nuovo. Noi lo aspetteremo e chiameremo di nuovo la polizia. Però c'è anche un orario preciso tra l'altro. Sì, dalle 18:30 alle 19:15. Lui ieri quando è entrato la prima cosa che ha fatto, ha tentato con la mano di aprire 2 auto, la polizia mi aveva detto se è tentato furto lo arrestano sicuramente il PM e dopo alla fine si sono sentiti dire no, lo liberiamo. Lei l'ha sorpreso anche qua dentro? Sì, l'ho sorpreso, mi sono trovato faccia a faccia martedì sera alle 18:40 circa che avevamo aperto un portone un attimo per mettere una macchina. Sono andato di là a rispondere al telefono perché i ragazzi vanno via alle 18 e mio figlio Mattia ha preso la macchina portata dentro, io ho sentito un rumore, vedo una testa, sono andato in fondo, l'ho affrontato, stava sui computer che li guardava e gli ho detto cosa fai qui dentro? Ma calmo, io senza niente, prendendo il telefonino e tentando di filmarlo e lui mi ha spinto. Questo non lo trovo giusto, mi hanno messo anche le mani addosso, io sono un buono. Sono arrivati tutti perché è passato anche il ministro Alfano, Angelino Alfano quando era ministro, le hanno promesso che la situazione sarebbe cambiata, invece è rimasto sempre tutto uguale. Come si fa a continuare a lavorare in queste condizioni? È quasi impossibile perché noi siamo stati rimborsati gli primi anni dall'assicurazione, ma adesso non rimborsano più, ci hanno anche scritto con PEC che non ci pagano più i sinistri e noi in tutti questi anni abbiamo 2 milioni di euro di furti di danni. Non lo trovo giusto, difatti io faccio un appello a Mattarella e alla Meloni. Ma questa cosa bisogna risolverla. Non è possibile una cosa del genere. Io, se sono lì al governo, devono pensare qualcosa, perché è una cosa stranissima, non lo trovo giusto. Uno che non gli capita una cosa del genere non si rende conto perché non dormi alla notte, dopo ti scoppiano le vene sugli occhi, mi è scoppiata stamattina, per forza nervoso. Ieri mattina sono arrivato alle 7, sono andato via da Mestre alle 21:30 dalla questura. Ieri mezzogiorno sono andato a fare una denuncia, non sono riuscito a mangiare, quindi non ho pranzato, mangio qualcosa nella macchinetta, ma è vita questa. È vita, è un imprenditore, dicono non lo trovo giusto, ma non sono solo io, è tutto così. Tra l'altro diciamo anche Paolo che questa carrozzeria che lei gestisce da lavorare a circa credo 22 famiglie sono i suoi dipendenti, per cui non sarebbe neanche facile, oltre che completamente ingiusto, quello di passare la mano e di arrendersi. Io la ringrazio della sua disponibilità e restituisco la linea allo studio. Grazie Filippo, grazie al tuo ospite e uno sfogo amaro purtroppo quello di questo titolare di carrozzeria. Allora noi adesso andiamo in pubblicità per qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì 27 luglio. Allora tanta cronaca, ampia pagina di Maltempo purtroppo anche oggi. Ripartiamo dall'home page del Gazzettino che dà conto di una serie di fatti di cronaca di cui vi abbiamo anche già parlato e poi del caso che vi abbiamo riferito ieri nella nostra pagina di Belluno dell'ex velina Giulia Calcaterra in elicottero su una cima del Civetta. Le Dolomiti sono diventate un Luna Park, è stata la denuncia degli ambientalisti, ma tant'è. La ragazza ha postato su Instagram una serie di video in cui la si vede sorvolare con l'elicottero il Civetta e in realtà, diciamocelo, tanti sono stati anche i non mi piace a questa influencer, per cui molto criticato questo uso sia dei mezzi che naturalmente del territorio. Poi c'è il caso di cui vi abbiamo dato conto poco fa con il nostro Filippo Fois con tanto di fotografia di questo ladro che tenta il colpo ogni giorno nella stessa carrozzeria provocando questi danni che questa carrozzeria, questa officina ha già accumulato purtroppo negli anni anche per precedenti episodi. Una vittima altoatesina della montagna, climber di 20 anni, muore sull'Himalaya. La ragazza Elisabeth precipita per oltre 150 metri, un dramma che colpisce seppur
avvenuto lontano colpisce da vicino il nostro territorio, trattandosi appunto di una cittadina altoatesina. Il caso di Gallipoli, di cui vi ho dato conto poco fa, paura in vacanza, 5 ragazzini veneti escono dalla discoteca, poi l'aggressione brutale, gruppo di turisti li picchia e li deruba, setto nasale rotto. La grandine, il forte vento nella bassa padovana, poi Rovigo di questi giorni. A Rovigo vigili del fuoco ancora impegnati, albero piomba su un'auto a Monselice, volano i vasi di pianti sulle terrazze ancora temporali, quindi questo maltempo che ha colpito anche questa notte e una grandine record, i racconti continuano sia in Veneto che in questo caso anche in Friuli Venezia Giulia. Andiamo con la cronaca a Oderzo per l'accoltellamento che c'è stato l'altra notte. Un uomo si è accasciato a terra davanti alla porta d'ingresso di un bar, accoltellato alla schiena. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza, trattandosi di un punto centralissimo, Piazza Grande a Oderzo, appunto di individuare il responsabile di questo ferimento. Vediamo. Una coltellata sotto la scapola destra, quella che ha fatto cadere un 35enne di origini marocchine inerme e quasi privo di conoscenza, davanti alla porta del bar L'Incontro, nel piano centro di Oderzo. È uno straniero, lo si conosce anche così, sì, l'avevamo visto ancora e quindi girava qua per la piazza. Erano circa una quindicina i giovani che sono stati notati da alcuni passanti correre via dalla Piazza Grande. Giovani che sembrava scappassero, non in gruppo ma diradati, come a non voler dare troppo nell'occhio, quando, intorno alle 23, uno di loro si è accasciato a terra davanti alla porta d'ingresso del bar. Mi sono trovata questo signore a carponi in avanti sulla soglia e non si capiva se era scivolato o caduto, quindi una volta rigirato abbiamo visto che aveva sangue e di conseguenza abbiamo chiamato il 118. Secondo un testimone oculare, il ferito aveva anche 3 graffi alla faccia e del sangue che scorreva dall'orecchio. Sembrava scivolato sulla soglia, mentre invece era caduto da ferita, insomma, che poi rigirato per aiutarlo ci siamo accorti che aveva sangue e quindi tolto lo zaino, aveva la maglia piena di sangue e alzata la maglietta, quindi avevamo proceduto già prima a chiamare il 118, subito come era caduto perché aveva sangue al volto. L'uomo è stato portato all'ospedale di Treviso dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Risulta già noto alle forze dell'ordine e l'umore per le vie di Oderzo dopo la vicenda non è dei migliori. Ci sono gang che girano, sì, questo è anche vero, però non mi è mai capitato, io faccio tante volte le chiusure per cui chiudiamo anche tardi e c'è sempre tanti ragazzi che girano da soli, sì. Alla sera, ora c'è, la paura c'è, perché succedono abbastanza cose un po' tristi. Dal giorno questi qua a spasso per strada non mi vanno, insomma. Ci sentiamo sempre meno sicuri e arrivare a questo punto, persino una cittadina come Oderzo, è una cosa che proprio abbiamo oltrepassato ogni limite. C'è paura di andare fuori di notte, ma di giorno è abbastanza sicura, tranquilla. Ma quando scende la sera è un problema, Queste le sensazioni dei cittadini di Oderzo. Un'altra piazza, Piazza Borsa, in centro a Treviso, perché ieri si è svolto un comitato in prefettura, sono state decise delle strette. 2 le mosse da attuare, stazioni mobili H24 e Daspo urbani. Appello del sindaco Conte ai trevigiani, denunciate i trasgressori, vanno allontanati, dice, dalla città. Tecnicamente non si può definire un presidio fisso, ci saranno delle stazioni mobili che comunque permarranno in loco alternativamente da parte delle varie forze di polizia. Sarà una staffetta tra forze di polizia a garantire la sicurezza di Piazza Borsa e delle vie adiacenti, troppo spesso teatro di risse, aggressioni e episodi di degrado. L'ultimo della serie ha visto come vittima il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, minacciato con una bottiglia. Opta quindi per il pugno di ferro il tavolo convocato in prefettura con sindaco, polizia locale, questura, carabinieri, guardia di finanza. Anche durante il periodo notturno. Quindi 24 ore. E in un certo senso, compatibilmente con le risorse a disposizione
dell'operazione delle forze di polizia si cercherà di presidiare quella e anche ad altre zone, naturalmente. La stessa Camera di Commercio intensificherà la videosorveglianza e c'è poi il capitolo dei DASPO sui quali sono in corso le valutazioni della Questura. Contestualmente sono in corso tutti gli strumenti che la normativa consente nei confronti dei soggetti già individuati che verranno poi valutati dall'autorità giudiziaria e che porteranno, si presume, anche all'allontanamento delle persone che non sono residenti nella città di Treviso. Aspetto sul quale non transige il primo cittadino. Ho chiesto al prefetto e alle forze dell'ordine che quelle poche persone che si sono rese protagoniste di episodi certamente spiacevoli, antipatici e da condannare siano allontanati dalla nostra città. Le forze dell'ordine stanno lavorando in questa direzione. Ma per arrivare agli allontanamenti serve la collaborazione di tutti. Faccio un appello ai cittadini di denunciare ogni qualvolta succede un episodio, piccolo o grande, di maleducazione, di aggressione, di offesa o di mancanza di rispetto, devono essere denunciati alle forze dell'ordine, perché così ci vengono dati degli strumenti in più per poter agire nell'allontanare queste persone che nulla hanno a che fare col nostro tessuto sociale. Apriamo una finestra sugli animali ora, ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani da Rubano, dove è in corso o si è conclusa da poco una conferenza stampa al canile proprio sul tema animali, tra l'altro nella giornata in cui Legambiente ha diffuso una serie di dati sugli abbandoni, parlando nel 2022 addirittura di 71.000 cani abbandonati in Italia, un calo solo dell'1%, vorremmo che fosse molto più elevato. Vero Chiara? Buongiorno a te e al tuo ospite. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, ringrazio Fabio Fabbri che è il presidente del rifugio del canile di Rubano, dove siamo con il collega Federico Cibotto. Allora vorrei partire da una bella notizia. Inquadriamo il Sole, guardate che bello che è questo cagnolone di circa 2 anni che, come vedete, è prenotato perché ha trovato una casa, ha trovato una famiglia, ed è proprio questo il tema di cui hanno parlato oggi in conferenza stampa, non tanto dell'abbandono che purtroppo ci raccontava adesso Fabio Fabbri, in realtà non è solo nel periodo estivo ma assistono a fenomeni durante tutto l'anno, quanto dell'adozione, perché è molto importante partire da quando c'è l'incontro tra la famiglia che accoglie un animale, un cane in questo caso, e il cane stesso. Non va bene per tutti l'animale. Sì, buongiorno a tutti, la nostra attenzione è particolarmente dedicata agli incontri con i possibili adottati, che siano famiglie o persone singole o coppie, e mettiamo a disposizione noi come esperienza una squadra di educatori professionisti che operano in pieno volontariato e cerchiamo di capire le abitudini e gli stili di vita di ogni singola famiglia con le caratterialità dell'animale, che sia o cane o gatto. Il caso di Sole è bellissimo, è self-explanatory, nel senso che si esprime da solo, è uno dei fortunati. Purtroppo non tutti sono così, e quindi ci sono in canile ospiti che stanno con noi, soggiornano con noi per davvero tanto tempo, alcuni per una vita. Noi cerchiamo di rendergli il massimo della serenità e cerchiamo fino all'ultimo di potergli dare una gioia di trovare un'abitazione come membro della loro nuova famiglia. Ecco, allora chiedo di fare qualche passo indietro a Federico Cibotto per farvi vedere Sara, che è in canile dal 2019. Guardate che bella, ci ha accolto abbaiando, abbastanza così, con una certa irruenza, perché non ci conosceva, ma guardate quanto dolce è Sara, che è un cane che è in canile da qualche tempo, come il suo vicino che si è nascosto perché non si fa proprio vedere, che è Thor. Sara è un cane all'apparenza un po' così, abbaia, un po' diffidente. Sara è un cane caratterialmente difficile, ma questo non vuol dire che non sia adottabile. È un cane che ha bisogno di persone che credano in lei, che l'amino, e sicuramente è una cagnolona che darà veramente tanto cuore.
con Sara, come con altri nostri ospiti, ci vuole un percorso che viene tenuto appunto dai nostri educatori, ma è assolutamente adattabile e adottabile. Purtroppo non è facile, cioè le persone che vengono qui, e questo era il tema di oggi dell'adozione responsabile, e molte persone vengono con il non concetto di adottare un animale che poi diventerà membro della famiglia. Ci tengo a sottolineare membro della famiglia, perché deve essere libero di muoversi in tutti gli spazi familiari e deve essere parte della quotidianità della famiglia stessa. Ecco, un'ultima cosa, perché per me, devo dire, insomma, quasi una sorpresa, il problema è molto più legato ai gatti che non ai cani. Avete più gatti abbandonati che cani. Ad oggi fortunatamente penso sia una questione culturale. Il nord ha avuto un abbassamento del randagismo in modo consistente per la parte cane. Per la parte invece felina gatti c'è stata un'esplosione, ci sono centinaia di migliaia di gatti abbandonati, solamente il nostro canile ne ha sopra i 150, dei quali ne stalliamo una quarantina e il resto sono stallati a casa dei volontari. Abbiamo un giro di adozioni e ce ne arrivano tutte le settimane in continuazione. È una mancanza di cultura nella sterilizzazione, si deve partire dalla sterilizzazione, dalla microchippatura e appunto da un'adozione che poi diventa responsabile, perché anche nel caso del gatto, non come il cane che è un pochino più ingombrante nell'ambiente familiare, anche il gatto viene abbandonato. Ecco, come avete sentito, per qualche secondo si è un po' fermato l'abbaiare dei cani, ci sentono quasi un po' come di famiglia. Io, Federico Cibotto. Allora, ricordiamo quanto è importante questo percorso di adozione responsabile. Il cane non può essere considerato un regalino, l'ha ribadito più volte Fabio Fabbri. Allora io ringrazio il presidente Fabio Fabbri, ringrazio Federico Cibotto e dal canile di Rubano vi restituisco la linea. Grazie mille Chiara, grazie per questo collegamento e per aver ricordato questi principi assolutamente importantissimi per il benessere degli animali. Ripartiamo dalla homepage della Tribuna di Treviso che tiene in apertura il caso dell'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano, che ha avuto risvolti, lo sappiamo, in questi ultimi giorni davvero inimmaginabili, con l'arresto del marito della sua nuova compagna e di due cittadini domenicani, marito che sarebbe il mandante del delitto e poi si cercano altri due esecutori materiali che sarebbero fuggiti all'estero. Delitto di Conegliano, il retroscena, scrive la Tribuna Lorenzon, parliamo del marito di Margherita Ceschin, un patrimonio da 8 milioni di euro dietro un omicidio da 25.000, perché tutto sommato le somme pattuite stando a quelli che sono i riscontri degli investigatori per commettere questo delitto non erano poi granché, tra i 10 e i 15.000 euro ai domenicani assoldati per uccidere la donna. E allora andiamo a vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato sentendo l'avvocato difensore della nuova compagna di Lorenzon, la 32enne di Lacy Guzman, anche lei accusata di aver architettato questo omicidio e di aver procacciato a Lorenzon, a questo imprenditore di Ponte di Piave, i contatti con gli uomini che poi hanno eseguito materialmente l'uccisione dell'anziana. È ancora scossa e nega ogni addebito, ha detto l'avvocato parlando della sua assistita, ma sappiamo che nelle prossime ore potrebbe essere risentita per raccontare la sua versione. La signora mi è sembrata alquanto scossa, soprattutto perché fa le sue valutazioni, quindi non riesce a comprendere perché si trova in questa situazione. Dichiara dal carcere la sua innocenza di Lacy Lorenzo Guzman, la 32enne dominicana arrestata con l'accusa di aver architettato insieme al compagno Enzo Lorenzon l'omicidio della moglie di quest'ultimo, Margherita Ceschin. La donna è assistita da un nuovo difensore, l'avvocato Giuseppe Pio Romano, che ribadisce in questa vicenda la giovane afferma di non c'entrare. Assolutamente non si fa capace della circostanza per la quale
dentro. Presenteremo l'istanza per l'esame. Non è una questione di misura, è una questione assolutamente riguardante proprio se c'erano o no quegli elementi che l'hanno portata ad essere accusata. Non una revisione della misura, quindi, ma la liberazione della 32enne, chiederà l'avvocato Romano nel ricorso al Tribunale del riesame. Di lei si ha chiesto notizie del figlio undicenne. Quanto all'ipotesi che sia lei l'indagata che ha deciso di parlare con il PM per raccontare la sua versione dei fatti, il legale nega. Penso proprio di no, che noi abbiamo scelto di percorrere questa via. Ma il caso sta scatenando anche i leoni da tastiera e sui social network sia Romano che Fabio Crea, avvocato degli altri 3 arrestati, vengono presi di mira con commenti beceri e violenti. Non solo odio social per gli indagati, dunque, ma anche per i loro difensori, alimentando così una campagna denigratoria verso l'intera categoria. E si è svolto ieri l'interrogatorio di garanzia dei 2 fratelli killer ritenuti responsabili dell'accoltellamento del quartiere Forcellini di domenica. In silenzio davanti al giudice non hanno raccontato nulla del pomeriggio di sangue. Il giudice per le indagini preliminari di Gorizia ha quindi convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Ilmi e Clinton Rakipai, accusati di omicidio e duplice tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi. L'agguato è avvenuto domenica nell'androne di un palazzo di via Dorighello nel quartiere Forcellini. I 2 fratelli albanesi non hanno parlato, dunque non hanno svelato il movente dietro l'accoltellamento fatale del loro connazionale Albert Deda, morto dopo essere stato pugnalato all'addome, e del ferimento di altri 2 albanesi tuttora ricoverati in azienda ospedaliera a Padova. Intanto questo pomeriggio dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del 24enne ucciso, forse da un unico colpo al cuore. Verranno eseguiti anche i test tossicologici. Al momento l'ipotesi più battuta è quella di una lite per un'ospitalità negata ad un altro albanese arrivato da poco a Padova. Ilmi e Clinton Rakipai, dopo il delitto, sono scappati in auto verso il confine con la Slovenia. Si sono comprati vestiti nuovi e forse si sono sbarazzati di un'arma. I carabinieri però hanno sequestrato alcuni coltelli da cucina ritrovati nell'appartamento di via Dorighello, dove vivevano i 2 fratelli. Questi gli aggiornamenti dunque del delitto di Padova, da Padova a Vicenza, con l'arresto di un pregiudicato straniero che si aggirava in via Quadri, era ricercato per rissa ed è stato trovato in possesso di droga, tanto che la polizia di Vicenza appunto lo ha fermato. Pendeva a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. L'uomo, arrestato dagli uomini della Questura di Vicenza, era ricercato per l'espiazione di una pena di circa 4 mesi di reclusione per aver preso parte ad una rissa avvenuta a Roma nel 2019. Era stato notato ieri sera in via Quadri da parte di alcuni cittadini che avevano segnalato la presenza del soggetto con uno zaino che si aggirava con fare sospetto in zona. Sul posto, arrivate le pattuglie della squadra volanti, lo hanno individuato e identificato. Si tratta di un 35enne cittadino nigeriano con a proprio carico numerosi precedenti per reati di vario genere e gravità, quali ricettazione, danneggiamento, furto, rapina, porto abusivo di armi atte ad offendere e spaccio. All'atto del controllo del suo zaino è stato anche trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish. Gli agenti lo hanno segnalato alla prefettura quale consumatore di stupefacenti e lo hanno scortato in carcere a Vicenza per l'espiazione della pena. Lasciamo un attimo la cronaca, ma rimaniamo a Vicenza perché ci colleghiamo dalla sede della provincia con la nostra Luisa Bertini per parlare di tariffe del trasporto pubblico. La provincia infatti ha messo a disposizione contributi per calmierare il costo degli abbonamenti per gli studenti, tema questo comune a tutte le province purtroppo. Allora a te la linea Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui nella sede della provincia di Vicenza in compagnia di Marco Guzzonato, consigliere delegato al trasporto pubblico, perché oggi è stato illustrato un intervento, 400.000 euro, per ridurre lo scalone creato dall'aumento delle tariffe relative ai mezzi pubblici, di cui usufruiranno 12.000 studenti all'incirca.
Sì, l'intervento serve a andare incontro alle esigenze delle famiglie perché cerca di ridurre l'impatto degli aumenti che ci sono stati a beneficio appunto dei titoli di viaggio annuali, quindi degli abbonamenti annuali principalmente degli studenti. Questi 400.000 euro che la provincia stanzia dal proprio bilancio per appunto andare a calmierare l'aumento riguardano tutte le classi, che è una novità, quindi in tutte le classi che sono sostanzialmente le classi chilometriche di distanza dell'extraurbano. E l'altra novità è appunto la consistenza dell'intervento, perché l'anno scorso all'incirca l'intervento era stato di 200.000 euro, quindi quest'anno andiamo ad aumentare e a raddoppiare quindi la cifra con cui la provincia va incontro alle esigenze delle famiglie, diminuendo gli effetti degli aumenti che ci sono stati. E poi c'è un duplice intervento in realtà che va a coniugare quello che è il trasporto extraurbano con quello urbano. Sì, lì abbiamo stabilito anche un intervento c'è stata una diminuzione, un dimezzamento sostanzialmente di quella che è l'integrazione tra l'urbano e l'extraurbano, quindi del sovrapprezzo che si paga nel momento in cui si passa dal servizio urbano a quello extraurbano per il trasporto e viceversa, quindi dall'extraurbano all'urbano, e quindi c'è stato un dimezzamento di queste integrazioni necessarie di tariffa del titolo di viaggio. Ecco, io ringrazio Marco Guzzonato e restituisco a voi la linea allo studio. Ospite, allora noi adesso ci fermiamo nuovamente per qualche istante, poi torneremo con un ospite invece collegato con noi, rappresentante di Confartigianato del mondo degli elettricisti, per parlare dei pannelli fotovoltaici danneggiati dal maltempo. A dopo. Ritorniamo in studio allora con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Abbiamo collegato via Skype, lo saluto e lo ringrazio, Luigino D'Adalt, presidente della comunità elettricisti di Confartigianato. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per averci interpellato in questa situazione molto complicata. Senta, mi sa che non siamo gli unici ad avervi interpellato. Quante chiamate state ricevendo? Ovviamente la situazione è un po' preoccupante per tutti quanti cercano di avere un feedback di chiarimento, di aiuto. È chiaro che in questi momenti qua è molto difficile per tutti, è chiaro. Ecco, allora, il tema sono gli impianti danneggiati dalla grandine, naturalmente. Impianti fotovoltaici innanzitutto, perché al pari delle tegole, dei tetti delle abitazioni, delle aziende, sono stati devastati dalla grandine. Poi immaginiamo che ci sia anche chi, grandine, allagamenti, queste precipitazioni di questi giorni abbiano creato tante problematiche dal punto di vista elettrico, scariche, abbiamo visto cavi anche della pubblica rete naturalmente con alberi che li hanno abbattuti, insomma grossi problemi. Partiamo dal fotovoltaico, Presidente. Cosa possiamo dire? Lei naturalmente parla per la Marca Trevigiana. Abbiamo visto un territorio colpito un po' in tutto il Veneto a macchia di leopardo. Cosa è successo? Ci faccia un po' il punto della situazione. Diciamo che fondamentalmente non possiamo parlare solo della Marca, ma siamo i nostri vicinanti del Friuli. Abbiamo delle strutture che sono dall'uno all'altro, quindi fondamentalmente abbiamo una vastità di incidenti successi che è un po' inspiegabile. Ecco, voi avete messo delle fotografie che sono molto più esplicative di quello che posso dirvi io. Ci rendiamo conto che la situazione è grave anche perché in questo momento qua tutte queste problematiche sommate l'una all'altra creeranno sicuramente dei problemi non indifferenti. Per quanto riguarda i fotovoltaici, sicuramente per la loro formazione, non so se tutti quanti sanno, l'impianto fotovoltaico è formato da stringhe, quindi sono tanti pannelli, più o meno pannelli messi in serie che funzionano l'uno con l'altro. È chiaro che all'interno di uno di questi pannelli, essendo messi in serie, se uno non funziona, tutta la stringa non funziona più. In questo caso
è impossibile praticamente che in un tetto colpito dalla grandine ci sia solo un pannello danneggiato e molto probabilmente ci sono danneggiati più di un pannello. È importante allertare l'assistenza in questo caso e far mettere fuori l'impianto in modo che non sia più pericoloso. Chiaro che nel momento in cui la parte elettrica si dovesse chiudere per acqua o roba del genere potrebbe provocare delle scariche e quindi potrebbe anche generare incendi, quindi è importantissimo comunque mettere l'impianto in sicurezza e scollegare i pannelli fotovoltaici che sono collegati. Dopodiché tutto diventa difficile perché si parte dal dover sostituire i pannelli, quindi già la mancata produzione, che magari per una semplice abitazione può essere anche relativamente pesante, una casa che ha magari un fotovoltaico da 4,5 kW, 6 kW può avere una perdita mensile di circa 100-150 euro di mancata produzione. Se noi lo riversiamo in un impianto industriale con 400 kW arriviamo ai 10.000 euro, quindi ci sono dei numeri in gioco che possono anche essere molto importanti. Per quanto riguarda la riparazione, lo sapete anche voi cosa succede quando ci sono questi disastri. Innanzitutto i lavori da fare sono molti, quindi le persone che li possono fare sono sempre le stesse, i tempi sicuramente si protrarranno, anche perché già il mercato è un pochino rallentato a causa di tutti gli incentivi stati che ci sono stati fino adesso. Adesso una richiesta così immediata di molti pannelli fotovoltaici rallenterà ulteriormente la fornitura e purtroppo aumenterà anche il prezzo. È una situazione che non dovrebbe esserci, ma sapete come funziona il mercato, insomma. Certo, ma Presidente, mi dica una cosa, allora, viste anche le immagini che abbiamo mandato in onda, no? Allora, quei pannelli che abbiamo visto martoriati dalla grandine sono da buttare, si riparano o sono da buttare? No, si butta via tutto, non c'è niente di riparabile. E stavo arrivando adesso sul fatto anche dell'intervento per sostituirli, che è un'altra cosa che forse è più pesante per le piccole realtà, è molto più pesante proprio la sostituzione che in realtà la perdita di mancata produzione, perché per poterli sostituire bisogna montare dei dispositivi antinfortunistici. Quindi là si parte da 1.000-2.000 euro solo per quanto riguarda i dispositivi antinfortunistici. I pannelli fotovoltaici al momento possono costare più o meno 230 euro l'uno, però immagino che aumenteranno sicuramente di prezzo. E dopo si tenga presente che per poter andare a sostituire un pannello che si trova al centro dei vari pannelli bisognerà per forza di cose togliere quelli al lato, quindi in realtà bisogna smontare circa un 40-50% dell'impianto, anche se non serve sostituire i pannelli, però bisognerà quindi praticamente come rismontare l'impianto e rimontarlo un'altra volta da nuovo, quindi in questo caso l'intervento diventa abbastanza oneroso anche per la piccola realtà. Ci quantifichi, Presidente, più o meno un'abitazione media, adesso io non lo so, che... Un'abitazione media, sai che purtroppo la varietà di impianti montati si parte dai 3 kW per arrivare fino ai 20 kW su un'abitazione, è un po' difficile quantificare, bisogna moltiplicare il numero di pannelli da cambiare e più, te l'ho detto prima, sono più o meno 2.000 euro, dai 2.000 euro in su per quanto riguarda i dispositivi antinfortunistici. Poi ci sono i pannelli, calcoliamo una decina di pannelli, sono altri 2.000 euro, poi un po' di manodopera si va a finire facilmente intorno agli 7.000-8.000 euro per fare una sistemazione di un impianto. E stiamo parlando di impianti piccoli, poi più si va su e più diventa oneroso la faccenda. È chiaro che qua si tratterà, il problema in se stesso è anche derivato dal fatto che tanti magari hanno fatto gli impianti sfruttando incentivi e magari appoggiandosi a qualche banca o roba del genere per avere il prestito per farli, specialmente l'anno scorso con quegli aumenti di energia, di costi di energia che ci sono stati. Tantissime aziende hanno fatto investimenti di una certa entità per avere i pannelli. Adesso se devono sistemarli e hanno perso anche la produzione, la vedo molto brutta, nel senso che non so quanti riusciranno a fare questa roba qua. E perché c'è gente che dice che le sta ancora pagando in buona sostanza.
Esatto, li stanno ancora pagando. Chi ha fatto l'impianto, io ho un cliente che ha fatto l'impianto fotovoltaico messo in funzione 2 mesi fa, lei si rende conto che è praticamente mezzo da buttare, stiamo parlando di un impianto di 500 kW, stiamo parlando di cifre abbastanza importanti. Fortunatamente il cliente non ha problemi di denaro, riesce a risolvere in qualche maniera, però capisce che non tutti hanno questa fortuna, tutti quanti hanno avere la liquidità sufficiente per farlo. Anche abitazioni, ho una signora che è rimasta vedova che aveva fatto l'impianto fotovoltaico il marito, lei adesso non ha disponibilità per sistemarlo, stiamo cercando di vedere come fare per darle una mano, ma sono tutti quanti piccoli casi che andrebbero visti uno a uno, è molto difficile la situazione e ahimè non voglio allarmare nessuno, ma temo che qualche problemina ce l'avranno anche chi è assicurato, perché come ben sapete voi le assicurazioni sottoscrivono garanzie per molti più soldi di quelli che in realtà riescono a pagare, quindi se mettiamo assieme pannelli, tetti, eccetera, eccetera, ci troveremo con tante assicurazioni, temo, con tante assicurazioni che non riusciremo più a pagare e che magari addirittura falliranno oppure non pagheranno perché non hanno liquidi. Quindi la cosa va vista anche, la vedo molto difficile. Tra l'altro, Presidente, abbiamo sentito anche che si sta assicurazioni, insomma, cercando di aggirare magari il tema, facendo presente che le coperture erano per eventi non eccezionali come questi, la grandine come la conoscevamo, che non c'è più evidentemente, visto i blocchi di ghiaccio che sono caduti dal cielo, e magari si sfilano in questo senso. Ognuno fa la propria parte davanti a un evento come questo, c'è poco da fare, insomma, immaginiamo purtroppo. Ma la fantasia delle compagnie assicuratrici è molto, ma molto sviluppata, lo sappiamo benissimo. Lei ne ha esperienza. Senta, Presidente, poi qua c'è anche il tema che non riguarda direttamente voi, però voglio dire, qui, allora, lasci stare il caro energia che ha spinto molti a mettere su questi impianti. C'è anche chi magari punta un'energia green, allora magari l'ha fatto anche per dare una mano all'ambiente. Adesso l'ambiente si trova con uno smaltimento di rifiuti spaventoso, abbiamo visto, o no? Sì, sicuramente, ma dicono che il pannello fotovoltaico è praticamente riciclabile, quasi tutto. Adesso questi sono dati che ci danno i costruttori, per cui io personalmente non faccio altro che trasferirvi quello che mi hanno detto e quindi non sono ambasciatore, non porta pena. Però è chiaro che l'entità dei materiali da smaltire o riciclare, eccetera, eccetera, avranno bisogno di situazioni importanti. Non mi risulta, per carità, posso sbagliarmi, non mi risulta che qua in Italia ci siano delle aziende specializzate, cosa che invece esiste già in Germania da tantissimo tempo, quindi magari bisognerà provvedere al trasporto di questi pannelli in altra sede. Certamente. Ovviamente credo che il pannello fotovoltaico in se stesso sia forse meno pericoloso da smaltire di qualche tetto in Eternit che aveva ancora in Eternit da smaltire, che è sicuramente più pericoloso. Che si trova ancora in giro, che si vede ancora in giro purtroppo, no, Presidente? Senta, un'ultima... Sì. Prego. No, ho detto assolutamente sì, ho detto. Anche nelle nostre zone, insomma, ce ne sono vari. Senta, un'ultima cosa al volo, poi c'è il tema manodopera, no? Perché sappiamo che non è un buon momento questo, anche per avere gli uomini per eseguire i lavori. Infatti l'ho detto prima che quelli che fanno i lavori sono sempre gli stessi, sono già molto oberati, è chiaro che adesso magari si cerca di spostare un po' l'attenzione, ma esistono anche dei termini di consegna per quanto riguarda i vari incentivi, non è che uno si può prendere tutta la libertà, però insomma credo che il problema maggiore sia proprio la reperibilità dei materiali, è tutto difficile, tutto complicato adesso. Però ci saranno dei tempi lunghi, questo è indiscutibile. Dobbiamo metterci in testa che purtroppo manodopera specializzata e che lavora come deve lavorare un'azienda ce n'è sempre meno. È un problema grandissimo che lo conosciamo da tanto tempo e sappiamo che fa parte del nostro quotidiano ormai, trovare manodopera è difficilissimo. Certo, ormai in tutti i settori purtroppo. Allora Presidente, buon lavoro a tutti voi perché ce n'è tanto purtroppo da fare, altro che ferie, no? Diciamo che per noi che facciamo tipicamente impianti industriali le ferie a agosto non esistono.
perché quando le aziende chiudono abbiamo già altri impegni e adesso quest'anno sarà un po' duretta, dovremo probabilmente posticipare qualche lavoro già programmato per riuscire a risolvere questi problemi. Adesso vediamo, ci stiamo cercando di organizzarci, ma è troppo presto per riuscire a dare delle risposte reali, insomma, provvederemo in qualche maniera. Non è che la legislazione italiana ci dia una mano, a differenza di altre realtà, di altri stati, un'azienda si può servire tranquillamente di persone prese casualmente, qua invece in Italia non ci si può servire di un altro artigiano che viene a darti una mano, eccetera, eccetera. È tutto molto più complicato, insomma, e quindi o si subappalta il lavoro, con pro e contro per il subappalto, insomma, se il cliente si fida di te, no, è un po' titubante a volte che tu lo subappalti a una persona che lui non conosce, quindi ci sono tante cose. Certo, e ci sta, purtroppo ci sta, visto che se si conosce la serietà di qualcuno ci si affida sempre a quello, siamo d'accordo. Presidente, grazie mille, grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie per questo collegamento, Luigino D'Adalto, presidente della comunità elettricisti di Confartigianato, e ribadisco un buon lavoro, una buona giornata a lei e ai suoi collaboratori. Grazie a voi e buona giornata. Adesso noi siamo di nuovo in diretta col nostro Christian Arboit, che è a Colbertaldo di Vidorciadetto. Vediamo inquadrati da Nicoletta Rizzetto dei vigneti e immaginiamo che il tema naturalmente sia la devastazione che ha lasciato dietro di sé la grandine. Christian, a te. La grandine e in questo caso, nel caso di Colbertaldo di Vidora, anche il vento, lo vedete, questi vigneti spogliati di fogliame, spogliati di grappoli in maturazione, una vera e propria devastazione. Ci troviamo con Nicoletta Rizzetto all'esterno della chiesa parrocchiale di Colbertaldo, con noi c'è anche il sindaco Mario Bailo. Sindaco Bailo, buongiorno, grazie per essere qui. Insomma, è uno scenario veramente inquietante, ci sono tanti danni e l'uva che è comunque ancora presente marcirà, insomma. Ma sì, sarà recuperabile una minima parte, credo, perché appunto, come si può anche vedere, la maggior parte o quella che non è caduta è danneggiata, quindi non porterà a maturazione sicuramente. E potrebbero esserci problemi anche per il prossimo anno? Sì, senz'altro sì, perché appunto parlando con i coltivatori mi dicevano appunto che i tranci che sarebbero, diciamo, prossimi per il prossimo anno per fare produzione, per produrre uva, sono danneggiati, quindi anche la potatura durante questo autunno e questo inverno sarà difficoltosa, perché ci saranno delle seguiti anche nel 2024. E questo forse è uno degli aspetti che vanno maggiormente attenzionati in queste settimane, in questi mesi, anche da tutti gli enti gestori dell'agricoltura. Ci troviamo, Lina, in uno degli scorci più belli della Marca Trevigiana, nel cuore delle colline patrimonio UNESCO. Ti mostro con Nicoletta Rizzetto anche questa immagine, questo flash sostanzialmente, questo cipresso secolare che è stato sradicato sostanzialmente insieme ad altre piante, degli ulivi, quindi alberi dal grosso fusto. Sì, alberi che sono centenari, perché mi diceva appunto il parroco, sono centenari questi cipressi e non hanno mai avuto problemi anche in precedenti. Vuol dire che quello di questa volta è stato veramente grande, forte e eccezionale. E voi tra l'altro eravate in municipio, c'era in corso una riunione di giunta, un consiglio, che cosa? Sì, eravamo in giunta, eravamo appena usciti e quindi si era cominciato a vedere un po' questo temporale che arrivava, però mai avrei pensato che fosse di una densità così grande, insomma, ecco. Poi siamo appunto come partiti subito dal municipio, quando ci siamo accorti, ovviamente appena è terminata un po' l'intensità, e ci siamo mossi
corsi e siamo venuti qui a Colbertallo e ci siamo resi conto da subito, perché già erano in azione protezione civile, pompieri eccetera, e anche tutti gli stessi privati erano tutti già in azione e ormai era l'una di notte, insomma, ecco. E Sindaco, spostiamoci un attimo, non so Nicoletta se riusciamo anche a riprendere la copertura di quella casa gialla. Il vento ha portato la copertura in strada su altre abitazioni, cosa è successo lì? Sì, lì appunto c'era una copertura in cui dal vento si è attorcigliata su se stessa ed è stata scaraventata sul tetto dell'abitazione di fronte, in pratica. Quindi i vigili del fuoco sono entrati in azione ancora la stessa notte, anzi alla mattina presto, e hanno messo in sicurezza dove era arrivato questo cartoggio di copertura. Ecco, diciamo una cosa, e la possiamo dire, la possiamo ribadire, solo per miracolo non ci sono stati feriti gravi, perché è stata veramente una furia. Sì, infatti la mia preoccupazione più grande era quella che ci fossero dei feriti, perché con quella intensità qualcosa poteva capitare in testa a qualcuno, e quindi per fortuna no, qui in Comune di Vidor non abbiamo avuto feriti. Ultima annotazione, Lina, in questi giorni i comuni della zona, non solo i comuni della zona, di questa zona più colpita tra il Montello, l'Alta Marca e quant'altro, stanno ricevendo diverse richieste per coperture, sostanzialmente per ripararsi dalla grandine. La gente ha paura. Sì, certo, appunto i nostri cittadini, dove hanno avuto questi danni in particolar modo sulle coperture e così, sono già all'opera di istinto proprio, stanno già cautelandosi per almeno mettere in sicurezza o le auto o i mezzi agricoli o tutto questo, insomma, perché speriamo non capiti più in questo periodo cose eccezionali come queste, insomma, ecco. Diciamo che chi non aveva la copertura adesso sta pensando di farla sostanzialmente, quindi richiede anche le autorizzazioni necessarie. Sì, però da parte nostra c'è tutta la collaborazione possibile da fare. Abbiamo già attivato raccogliamo anche le richieste di eventuali risarcimenti, e stiamo già raccogliendo, abbiamo già messo sul sito del comune, appunto, per i cittadini e anche per gli agricoltori, che raccogliamo la quantificazione dei danni e del luogo dove sono avvenuti questi danni, e quindi dopo speriamo che ci siano le possibilità o dalla regione o dallo Stato di avere dei contributi, visto che questa si tratta di una vera e propria calamità, insomma. E che questi rimborsi siano tempestivi, arrivino subito. Sì, soprattutto questo, sì, perché la gente qui necessita di questi interventi, quindi ha bisogno di essere risarcita. Sindaco Mario Bailo, grazie davvero. Nicoletta, mostriamo per l'ultima volta questi vigneti. Ripeto, Lina, è uno degli scorci più belli della Marca, oggi con il sole mantiene il suo fascino, però se guardiamo bene vediamo queste coltivazioni assolutamente spoglie. I danni ci sono stati, sono ingenti, e la conta di questi danni continuerà, c'è da crederci, ancora per diversi giorni. Con Nicoletta Rizzetto da Colbertaldo di Vidor ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Nicoletta, grazie al sindaco di Vidor. Una situazione, lo abbiamo visto anche qui, davvero drammatica, e le conseguenze si vedranno purtroppo sul lungo periodo. Adesso andiamo al caso della Velvet, la società di marketing di Castelfranco, divenuta famosa in Italia anche per l'annuncio di aver rivoluzionato gli orari di lavoro. Lì la situazione a livello di vertenza è peggiore di quanto previsto. Secondo il sindacato ci sono 50 lavoratori in grave difficoltà. C'è una situazione situazione debitoria per cui ci sono diversi milioni di euro, circa 5, che in qualche modo sono imputati all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, e i restanti 1 milione ai lavoratori e un altro 1 milione a fornitori. Una situazione grave che non c'era stata rappresentata dalla proprietà quando abbiamo cominciato a trattare circa 4 mesi fa per chiedere continuità occupazionale e garanzie sul pagamento della 13ª e delle retribuzioni arretrate, e che ovviamente rischia di ricadere tutta sulle spalle di chi in questi anni ha prestato la propria attività per l'azienda, per cui i lavoratori.
Una nuova udienza per la verifica dei crediti è stata fissata per metà novembre, ma la situazione debitoria di Velvet Media, società di marketing di Castelfranco Veneto, per cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nell'aprile scorso, appare già pesantissima per i sindacati, oltre ogni più nera aspettativa. A noi preme molto la situazione dei lavoratori, che è molto esposta. Si tratta di circa una cinquantina di lavoratori che per diverso tempo e a vario titolo hanno lavorato per Velvet, che sono esposti per circa 1 milione di euro. Sembrano dunque lontani i tempi in cui Velvet Media, con il suo titolare Basselbeck Duns, annunciava la rivoluzione dell'orario di lavoro, con la gestione dei tempi in capo ai lavoratori. Buona pratica che aveva fatto il Giro d'Italia. Il colpo decisivo sarebbe arrivato con il Covid e i relativi insoluti. Ora almeno in 50 vedono un futuro nero. I lavoratori avanzano a vario titolo cifre dai 4.000 ai 40.000 euro. Il fondo di garanzia dell'INPS garantisce, nei limiti di alcuni massimali, il TFR e 2 retribuzioni, e quindi probabilmente molti lavoratori nell'ambito del fallimento potrebbero non veder in qualche modo riconosciuti i propri crediti nei confronti dell'azienda e perdere anche cifre significative. Quindi niente, cercheremo di fare del meglio attraverso i nostri legali per recuperare i crediti da lavoro. Questo è il caso della Velvet. Invece andiamo alla scomparsa di uno storico imprenditore agricolo nel Padovano di Polverara, Antonio Fernando Trivellato. È mancato dopo un periodo di malattia Antonio Fernando Trivellato, 82 anni, originario di Polverara, papà del presidente di CIA Padova Luca Trivellato. Storico imprenditore agricolo, è considerato anche il papà della gallina di Polverara, visto che ha dedicato anni al recupero della pregiata razza avicola, aprendo anche un agrimuseo e diventando una delle prime fattorie didattiche della provincia. Ha sempre creduto nel ruolo educativo dell'agricoltura, soprattutto a beneficio delle nuove generazioni. Era molto legato al territorio, che ha valorizzato dando il suo contributo alla ricostruzione della razza della gallina di Polverara fin dal 1984, ha ricordato la famiglia. Dal 2000 in poi si è invece dedicato a farla conoscere a livello nazionale. Negli ultimi anni invece Trivellato si è adoperato per la ricostruzione delle diverse varietà di piumaggio. Il funerale di Antonio Fernando Trivellato verrà celebrato domani, giovedì, alle 12 della chiesa parrocchiale di Polverara. Noi ci fermiamo qui per questa prima edizione. Allora ringrazio Alberto Piovesane e Fabio Fagliero in regia. Tra poco, come sempre, le previsioni del tempo. Vi ricordo dalle 13:30 il film di oggi, Lord Brummel di Curtis Bernard, con Elizabeth Taylor, Stuart Granger e Peter Ustinov, dunque un cast davvero d'eccezione. Le avventure di questo Lord Brummel, elegante e aristocratico amico del principe di Galles, invidiato da tutti. Dopo anni di feste e divertimenti, Brummel litigherà col principe cadendo in disgrazia. Allora non perdetevi questa pellicola. Per quanto riguarda noi, appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera, e adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre farà la sua comparsa sul Mediterraneo, rimpiazzando completamente quello africano. Stop al grande caldo e tempo in genere buono. Vediamo in dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 27 luglio evidenzia un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, specie in corrispondenza dei rilievi, ma senza piogge associate. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 12 e 18 gradi, massime tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, tanto sole con cielo in genere poco nuvoloso, possibile qualche maggiore annuvolamento sui monti. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà molto soleggiato. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà un po' ad aumentare, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.